Daydream anticipazione episodio 137. Jeanne e Sanem a letto insieme. I 4 fratelli escono dal locale e vanno a casa di Dean, dove si preparano per la notte e vanno a dormire. Ad un certo punto Jeanne va nella stanza di Sanem, le dice di voler andare via dato che non riesce più a dormire negli spazi chiusi. Ma non appena le accenna al fatto che potrebbe dormire lì, Jeanne non se lo fa ripetere 2 volte e si fionda nel suo letto, mentre lei cerca di frapporre un muro con una coperta. L'indomani Jeanne si sveglia con gamba e braccio su di lei e il viso a pochi centimetri dal suo. La guarda, sorride, poi appena nota il suo movimento finge di dormire. Lei si sveglia, lo guarda sorridendo, poi pian piano scivola via da sotto le coperte ed esce dalla stanza. Jeanne riapre gli occhi compiaciuto. Poco dopo Jeanne raggiunge Sanem in cucina, dove lei sta preparando delle uova per colazione, sempre per immedesimarsi nella donna ideale di Jeanne, ma lui le dice che in realtà avrebbe preferito delle uova fritte al burro. Jeanne e Sanem tornano alla fattoria dove si tiene il consueto tavolo di lavoro, oggi tra Jeanne, Sanem ed Hélène. Poco distante arriva Igit, al quale è caduto il bastone sotto l'auto. Mentre cerca di recuperarlo giunge anche Yuma, che lo saluta e si avvia al tavolo di lavoro. Giunta lì saluta il figlio e chiama pure Sanem cara, tant'è che la ragazza rimane incredula. Anche Git li raggiunge perché vuole parlare con Sanem del suo nuovo libro, ma la ragazza intende aspettare perché vuole parlare della questione delle creme con Bulut. Sanem gli dice che per sistemare la questione delle creme ci vuole molto tempo e non riesce a concentrarsi sul libro. Jeanne e Sanem si recano in città per incontrare Jamal, il complice di Git, autore della prima denuncia. Yuma si aggrega a loro per un passaggio. Mentre sono nell'auto, Yuma pensa che Git abbia fatto qualcosa alla macchina di Jeanne e vorrebbe che lui la portasse a far vedere, non riuscendo ovviamente a giustificare questa sua necessità. Giunti a destinazione, Jeanne e Sanem parlano con Jamal. Lui dice che non ha problemi con Sanem, devono andare a spiegarsi con colui che ha fatto causa. Jeanne e Sanem se ne vanno, nel mentre Jamal telefona a Git per avvertirlo. Sanem torna indietro sentendo parte della conversazione, senza però capire chi sia l'interlocutore. Scopre però che le creme sono in un magazzino. Jeanne e Sanem lo trovano, ma mentre Jeanne vorrebbe attendere e parlare con Bulut per capire come agire, Sanem si fionda fuori dall'auto e si intrufola dentro. Lì segue i movimenti degli uomini che vi lavorano dentro e riesce anche a memorizzare la combinazione della cassaforte. Mentre cerca di nascondersi, giunge inaspettatamente Jeanne, che le tappa la bocca e prendendola per mano la porta in una stanza. Intanto parlano tra loro di cambiamenti e scoprono che avevano avuto liste sbagliate sul partner ideale. Concludono comunque che il loro stile è bello se proposto insieme. Arriva anche il momento della tenerezza. Jeanne comincia a toccare i capelli di lei, i loro visi si avvicinano, i loro sguardi si accarezzano, ma mentre si stanno per baciare, una voce dall'esterno purtroppo rompe l'incanto. Poco dopo, Jeanne e Sanem riescono a fuggire da una finestra, recando con loro 2 campioni della crema lì ritrovata. Si confrontano su da farsi e ribadiscono che stanno interagendo come vicini di casa. Mentre Jeanne prende Sanem che balza fuori dalla finestra, i 2 vengono interrotti dall'investigatore che telefona a Jeanne, dicendogli di essere in un locale dove si trova anche Git, che parla con qualcuno. Jeanne si accerta dell'indirizzo e chiede a Sanem di seguirlo, vuole farle vedere qualcosa. I 2 raggiungono il locale dove Git sta parlando con Jamal e Sanem rimane esterrefatta, ma Git cerca di ingannarla fingendo che la stia difendendo. Jeanne chiede a Sanem se è ancora sicura che Git sia dalla sua parte. Sanem gli dice di farla parlare e mentre le dice chiaramente a Git che non vuole che si interessi della sua vita, Jeanne, deluso, esce e si appresta a raggiungere la sua auto. Mentre pensa, Sanem lo raggiunge. Jeanne le chiede perché non voglia fidarsi di lui. Jeanne dice che la sua felicità e i suoi problemi sono anche i suoi. Le chiede cosa vuole che faccia e Sanem risponde che non deve andarsene di nuovo. Allora Jeanne le chiede cosa voglia e Sanem gli risponde con un dolce ma deciso bacio sulla bocca. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!